Bandiere e magliette sotto la sede dell'Agenzia delle Entrate alla Piani, la protesta degli attivisti del Comitato di Liberazione Nazionale Veneto. Leggi e norme alla mano, non ultimo il decreto legislativo con cui nel 2010 il Parlamento ha abrogato l'annessione del Veneto all'Italia, rivendicano l'illegittimità della riscossione delle tasse. Lo Stato italiano continua praticamente a vessare i cittadini che si sono dichiarati appunto di nazionalità veneta. Questo come? Pretendendo tasse e imposte che non sono dovute proprio perché cittadini in autodeterminazione. Il vicepresidente del comitato chiarisce qual è l'obiettivo dell'azione del gruppo. Non è che noi non vogliamo pagare le tasse, noi se osserviamo bene il diritto di autodeterminazione riteniamo le nostre risorse proprio per poter attuare il diritto di autodeterminazione, che è legge cogente e che lo Stato italiano dovrebbe rispettare, anzi dovrebbe promuovere addirittura. Attivisti ricevuti dalla dirigenza dell'ufficio trevigiano dell'Agenzia delle Entrate ma senza riscontro. Da qui l'annuncio di uno tra i più attivi tra i militanti, l'ex benzinaio Giancarlo Borsoi. Adesso partiranno le denunce, perché queste sono leggi che devono essere applicate e le deve recepire tutta l'Italia, non solo il Veneto o chissà chi per essi. Questa è una delle prime manifestazioni che noi facciamo, ne seguiranno delle altre.